L'ultimo saluto a Claudio Sterpin, in centinaia qui al cimitero di Sant'Anna per vederlo un'ultima volta, persone che continuano ad arrivare, amici, parenti, semplici conoscenti e persone che lo conoscevano da tutta la vita. Claudio aveva un grande obiettivo, scoprire la verità sulla morte dell'amata Liliana Resinovic. Sergio, lei ha perso un amico di fatto. Cosa volete che dica? Mi dispiace. Andiamo. Anche lei, ovviamente, era un caro amico. A parte un caro amico, poi era il mio coscritto di classe anche, poi facciamo parte di Fiamme Cremisi e guai se non ci fossero tutte queste persone, perché un saluto a una persona come lui non può mancare. Perciò io sarò qui a fare il picchetto per lui e accompagnarlo fino all'ultima strada, che lui ne ha fatte tante, perciò siamo con lui col cuore sempre. Ci sono tanti ricordi, è difficile sceglierne uno, ma se dovesse pensare a cosa ricorda di più di Claudio, una caratteristica particolare, un episodio? La prima importante che abbiamo fatto a Roma per Trieste per i 50 anni, che abbiamo corso giorno e notte ed era una cosa con lui poi che spronava tutti a correre di più, perciò poi le corse su per via Puccini insieme, che lui mi diceva dai andiamo. Insomma era una persona che non si potevano volerle bene, perciò un grande persona e un grande atleta. Ha fatto cose storiche, perciò io lo ricordo, ho fatto tutto con lui, tante staffette per terremoto, non terremoto, perciò devo essere qua per forza e non posso mancare fino all'ultimo. Un amico partecipava ogni anno all'Olimpiade delle Clanfe che tu organizzavi, era una figura di spicco della città da tantissimi anni, un grandissimo sportivo, tu lo conoscevi? Sì, mi conosce lui da quando sono nato perché lavorava con mio papà. Era socio dell'associazione Spitz, ha partecipato alle Olimpiadi delle Clanfe, all'Arrampicata Santa sempre, ma al di là di questo un esempio per tutti, sportivi e non, in città, un uomo dritto, onesto, integerrimo, divertente anche quando esagerava con i ricordi, le memorie delle sue grandi imprese. È uno che insomma, è arrivato 3 volte alla Parigi con Mare, alla fine ha portato record, lustro e onore alla città di Trieste, ci mancherà tanto.